ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati, eccoci qui, Brescia in tavola Teletutto. Ciao Federica! Ciao Carletto, ciao Tutto a tutti, buongiorno. Bene, buongiorno, state qui con noi pochi minuti, vi raccontiamo oggi il salmone in crosta. Anche ieri pesce, anche oggi pesce. Anche oggi pesce, Lo anche sapevi questo che il velocissimo. No, non pesce. lo sapevo. Vabbè. Va al contrario come te il salmone, sai? Sì, contromano in bicicletta. Allora, per preparare il salmone in crosta servono le fettine di salmone. Magari. Che dici? Filetti di salmone. E poi il pane grattugiato, i Bravissimo. pomodorini e che sale, olio, Solite aromi. cose, sì, un pochino, un po' di aromi, una trigliadina di aromi. Sì, va bene, dai, non entriamo nel dettaglio, ma entriamo nello specifico piuttosto della ricetta. Ok, abbiamo sdreccia, Abbiamo una bella basiolina, mettiamo dentro il nostro spagratat, Sì. i nostri aromi, Sì. l'olio, un punino di sale e un po' di pedersè, mescionte Mescoliamo bene. con un cucchiaio, con cucchiaio di legno. No, vado il fratasì per mesciare. Il fratasì. Cioè, serve un frate piccolo che mescoli. Oh, si tradisce. Il fratasì. E se mia che roba che lei il fratasì. No, non lo so. Ma anche il fratasì. Ma che bontà! Baldo Giovine, come ti chiami? Buongiorno, sono Gabriele. Gabriele, ma questa è la maglietta del Grest che si svolgerà negli oratori. Il Grest 2021 urrà in tutti gli oratori di Brescia, mi raccomando. Il centro oratori bresciani ha le magliette migliori. Ma perché fai pubblicità alle magliette del Grest, tu Gabriele? Perché lavoro per il centro oratori bresciani. Ah, vabbè, ma allora abbiamo capito ste cose. Beh, c'è la percentualina, c'è la provvigione su ste cose. Chiaramente. Eppure tu sei stato pure educatore, animatore nel Grest. Sì, ormai anni fa, perché come vedete la barba comincia a ingrigire. Ah, è vera questa, non è attaccata la mascherina. No, È vero. Senti, è vero pure il termine dialettale di oggi, che è il fratasì. Che sì. Io mi immagino un fraticello di 1,50 m. Esatto. È quello il fratasì. Più o meno. Cos'è il fratasì? Fratasì. Fratasì. Sì, è una persona che sembra un fraticello. Dici? Quindi un frate nano? Qualcosa del genere. Mi pare che sia così. No? Pare che ci siano di mezzo i muratori. Addirittura. Ah, è il diminutivo del fretas. E cos'è il fretas? È uno di quei... È uno di quei giorni che nanina. È un aggeggio da muratore. È un aggeggio da muratore. Ci fermiamo qua per non andare oltre, la cosa potrebbe diventare imbarazzante. Grazie. Esatto. Ciao, buon Grest. Grazie a tutti. Signora, grazie per essere qui con noi. Come si chiama, signora? Maria. Lei è di Brescia, signora Maria? Sì, dalla valle. Dalla Valle, Val Camonica, Valtrompia. Valtrompia. Di che paese, signora? Di Sarezzo. Di Sarezzo. Ma vive qui a Brescia? Sì, ci siamo immigrati. Ma è il fratasì, lei sa che cos'è il fratasì o chi è? Secondo me fraticello si dice di una persona che cammina molto, cioè come dei fraticelli, cioè che li immaginiamo che camminano pregando. Un po' sorti. Tutto così, dice te sembra un fraticello, non è? Vabbè, può essere, magari anche in Valtrompia si dice così. Sì, l'ho sentito. Sì. Io lo so io proprio di sì cos'è il fratasì. Beh, non è facile. Il fratas e il fratasì, vado a mandare con un maghi qualunque. Cos'è il fratas e il fratasì? Il fratas e il fratasì. Sì, il soffra di lì piccini, è uno strumento che dice i dopri maghi per tirarla molto. Vabbè, si rettangolare. Lo sapevo io, lo Fratas e sapevo. fratasì, che la Io fingo, ma lo sapevo. Non manti con la nostra ricetta. Per il pubblico che ti acclama. Fratasì a parte condenanti con i nostri filetti di salmone che metterò su una teglia e carta forno. La mettiamo insieme al nostro preparato di pagrattata, aromi, prezzemolo e qualche gondin prima dal posto ben insieme. Con una bella pacchettina piano, se no il vattetature. Perché bisogna dare la pacchettina? Sì, per far stare un attimino più taccato. Ho capito, per fargli capire chi comanda. È bravo, per farlo capire che comanda e mega dell'ascolta me. Io metto il furen a 180 gradi circa per misuretta. Quando diventa tutto una bella grustilina e è pronti. Sono pronti i nostri salmoni.
crosta. Ah, bene, verremo ad assaggiare. Sostanzius e poi il bu. Salmone ricco di omega 3, ma ciao. Ma quando mi fa l'alimentarista, la che dietista, esperta, c'è? ragazzi, vuol dire che è ora di chiudere. E chiudiamo qua. Grazie allora, alla prossima. Ciao.